Siamo aperti, siamo Radio Libertà, siamo oltre la pagina. Iniziamo tra poco parlando del DDL lavoro. Ne parleremo con la vicepresidente della Commissione Lavoro a Montecitorio, l'onorevole Tiziana Nisini, all'interno di qui Parlamento. Poi con Silverio Allocca, studioso di geopolitica, e preparatevi perché c'è un percorso che parte da prima Roma, dall'impero bizantino, dalla Russia, prima, seconda guerra mondiale, guerra fredda, per capire un po' i panorami attuali e spostamenti di potere. Poi tornano le boccate, grazie al centro studi Machiavelli. Ce ne sono veramente con Emanuele Mastrangelo. Ce n'è una che ci tengo a dirlo, il che fa di me un po' un reazionario di una certa età, sono di una certa età, però mi ha stupito. In California, poi, vi dico meglio il posto, è obbligatorio, se fate una richiesta per esami, radiologici, raggi X, la dichiarazione di non essere in stato di gravidanza, anche se siete maschi. E questo è, la woke culture. Partiamo con qui Parlamento. Allora, intanto fatemi salutare e ringraziare la vicepresidente della Commissione Lavoro a Montecitorio, l'onorevole Tiziana Nisini, che abbiamo in collegamento. Benvenuta ai nostri microfoni, onorevole Nisini. Buongiorno a voi, grazie per l'invito, grazie. Allora, parliamo di questo DDL lavoro. So che tra i punti, diciamo, di riferimento c'è la sicurezza, c'è la semplificazione burocratica, si fa attenzione, molta attenzione, ho letto, alla lotta al caporalato. Insomma, ci sono molte parti in questo articolato che vuole migliorare le situazioni di lavoro in questo paese. Tra l'altro, ricordiamo, i primi 3 mesi sono i dati che sono riuscito a trovare. I primi 3 mesi del 2023, 191 vittime sul lavoro, c'è un lieve calo rispetto al 2023, però è chiaro che questo è uno dei problemi da affrontare a tutti i costi, secondo me, ma ce ne sono anche altri, perché si parla anche del smart working, si parla, insomma, do la parola all'onorevole Nisini, che è la sua materia. Prego. Grazie. Comunque ha dipinto già un quadro abbastanza completo. Diciamo che c'è stato un iter lunghissimo di questo provvedimento che si è aperto a dicembre 2023, si è concluso pochi giorni fa in commissione ed è approdato ieri in aula con la discussione generale. Diciamo che era partito con 20 articoli e siamo arrivati a 33, questo perché comunque la Commissione Lavoro, avendo avuto anche tanto tempo per lavorarci, comunque ha contribuito a migliorare anche il contenuto. Si parla molto di tutela e sicurezza nel mondo del lavoro, ma in questo provvedimento ci sono dei correttivi, perché questo provvedimento va a semplificare, a regolare e a dare norme di interpretazione autentica per snellire un po' tutte quelle procedure, iter che riguardano proprio il mondo del lavoro. Va a chiarire alcune questioni in tema di tutela e sicurezza sul lavoro a tutela proprio del lavoratore. Il tema della sicurezza sul lavoro, il tema dei morti nel mondo del lavoro è un tema annoso, cioè a volte si gioca su riduzioni, aumenti, ma i numeri sono altissimi. Quello che viene fatto in questo provvedimento è in linea con l'azione di governo e su tutte quelle misure che sono state introdotte da ottobre 2022, dall'inizio dell'insediamento di questo governo, proprio per andare a ridurre le morti sul lavoro. E l'ha fatto. Come si riducono le morti sul lavoro? Innanzitutto c'è anche una questione culturale, perché non è vero che nel nostro paese non ci sono misure e non sono state incrementate le misure per tutelare il lavoratore nel luogo di lavoro, ma molto spesso nei luoghi di lavoro si lavora anche per prassi e non per regolamenti. Quindi
Questo governo cosa ha fatto? Ha aumentato i controlli, ha aumentato l'informazione e ha aumentato anche la tutela dei nuovi lavoratori che entrano nel mondo del lavoro con visite, con l'utilizzo, ha ribadito l'utilizzo del tesserino in tutti i cantieri. Questi sono nel collegato lavoro, ci sono piccoli accorgimenti che vanno a migliorare norme di fatto già esistenti, ma non si parla solo di tutela e sicurezza sul lavoro, ma si parla anche di, quando si parla di semplificazione, di regolazione delle materie di lavoro, bisogna parlare anche di flessibilità, perché per anni il nostro sistema è stato troppo rigido ed è stato un tappo anche per l'occupazione. Flessibilità non vuol dire, come sostiene il Partito Democratico, come sostiene il Movimento 5 Stelle, precarietà. La flessibilità è andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro, che va a una velocità esagerata rispetto a quello che la politica ha fatto ed è rimasta indietro, cercando di oliare il meccanismo del lavoro, e i numeri sull'occupazione parlano chiaro. Ecco, onorevole, mi permetta di interrompere, c'è un punto che volevo, qualche anno, non tanto tempo fa, avevo avuto occasione di analizzare dei dati, credo addirittura della CGIL, e questi dati dimostravano che sono aumentati i morti, gli infortuni sul lavoro tra gli ultra cinquantenni e gli ultra sessantenni. Allora, visto che sono in qualche modo, ho fatto da giovane, ho fatto per anni l'operaio, non lo faccio più per fortuna, ma per fortuna perché non è una bella vita, se posso dirlo. Però da una parte ci stanno dicendo bisogna lavorare fino a 70 anni e dall'altra però i numeri erano numeri CGIL, per carità, mi fido, dimostravano che infortuni e morti over 50, over 60 erano in aumento sensibile. Volevo una sua opinione perché lei è un'addetta ai lavori, insomma, oltre ad essere parlamentare della Lega, è proprio direttamente, lei conosce direttamente queste problematiche. Volevo una sua opinione, insomma. Allora, la mia opinione è che per fuggire al rischio bisogna avere consapevolezza del rischio. Per avere consapevolezza ci vuole una formazione adeguata, che non è una formazione fatta al computer, ma è una formazione fatta anche sul campo, continua, soprattutto per quelle persone che appunto hanno dai 50 ai 60 anni, che dopo aver alle spalle tanti anni di lavoro lavorano per prassi, lavorano per abitudini. Poi a livello anche di aziende, soprattutto quelle più piccole, la formazione deve essere vista come un investimento, non come un costo, ma su questo ci deve lavorare anche lo Stato, perché deve alleggerire le aziende, perché con una pressione fiscale alta, con tutta anche la formazione che non è solo sicurezza nei luoghi di lavoro complessiva, i costi che sostengono le aziende sono tante. Ma quando si parla di costi per le aziende, sui costi per le aziende incide anche la burocrazia, e quello che noi stiamo facendo è ridurre la burocrazia, semplificare i processi, perché molto spesso le aziende, quelle più piccine, quelle meno strutturate, quando si scontrano con la burocrazia si fermano. E invece noi abbiamo bisogno di un mercato del lavoro agile, veloce, che vada al passo con le richieste, che vada al passo anche con l'evoluzione di tutti i settori che nel corso degli anni sono cambiati drasticamente. L'abbiamo visto anche durante il periodo del Covid. Le capacità i nostri imprenditori ce l'hanno, perché come si sono saputi riorganizzare durante il periodo del Covid, quando tutto sembrava perso, quando il mondo si è fermato, il nostro tessuto imprenditoriale è stato eccellente rispetto anche ad altri stati dell'Unione Europea che magari sono meglio di noi in termini di salari, hanno un numero di morti inferiori. Il tema dei morti sul lavoro è un tema che riguarda tutti gli stati membri e i numeri sono altissimi ovunque. Ovviamente noi dobbiamo lavorare e pensare in primis al nostro paese, ma dico è più la cultura della formazione, della sicurezza vista come un investimento e non come un costo, e una formazione costante, continua e non a catalogo, ma a personam, fatta alle persone, in particolar modo quelle persone che tanti anni di lavoro hanno sulle spalle e spesso lavorano per prassi. Certo.
mi permetto di aggiungere, proprio perché da giovane ho avuto un infortunio abbastanza serio, bisogna insegnare anche ai giovani la consapevolezza. Io ho cercato di fermare con un piede un carrello da 250 chili e mi è rimasto spezzicato il piede. Ecco, spiegare a un giovane che in certe situazioni è meglio non fare il cretino, perché lì non è la colpa dell'azienda, sono stato io che con lo slaccio ho poco più di 20 anni e credo che sia una cosa comune. I giovani si Esatto. sentono immortali, però quando sono al lavoro non lo sono e bisognerebbe spiegarglielo. In questo testo ci sono anche previsto c'è la modifica del testo unico delle integrazioni salariali, cioè siete intervenuti anche nelle dinamiche salariali, se non sbaglio. Sì, esatto. Chi sta usufruendo degli ammortizzatori sociali, se viene assunto anche in via temporanea e momentanea da un altro lavoratore, perde il diritto ad avere l'ammortizzatore sociale perché in quelle giornate sta lavorando. Non sono misure, sono misure che vanno a risistemare alcune situazioni. Abbiamo dato flessibilità, ad esempio, ai contratti di somministrazione. Questo è un articolo che ha creato molto dibattito in Commissione Lavoro, perché per le opposizioni la somministrazione viene vista come precarietà, mentre la somministrazione è un servizio che le agenzie del lavoro danno alle aziende, tant'è che hanno un costo superiore. Poi all'interno di tutti i settori, all'interno di tutte le categorie c'è sempre l'imprenditore non etico, che non lavora, non opera nell'interesse del lavoratore, ma ovviamente elude le normative, ma questo c'è ovunque. Ma la somministrazione, noi siamo intervenuti con un emendamento a firma mia, che sono relatrice, per sbloccare quelle centinaia di milioni che sono nel fondo bilaterale da utilizzare per la formazione, proprio per i contratti a tempo determinato all'interno della somministrazione. Questo perché i lavoratori a tempo indeterminati che vengono mandati in missione nelle aziende utilizzatrici molto spesso vengono stabilizzati all'interno dell'azienda, e quindi tutti i versamenti per la formazione, un cassetto è pieno, lo dico banalmente, l'altro cassetto è vuoto, e chi ha più bisogno della formazione sono i contratti a tempo determinato. Ecco, noi abbiamo facilitato anche questo utilizzo di fondi, che sono soldi versati dalle aziende da utilizzare esclusivamente e prioritariamente per i lavoratori, che siano a tempo determinato, che siano a tempo indeterminato, perché non c'è lavoratore di serie A, lavoratore di serie B. È tutta una serie di accorgimenti. Abbiamo inserito una norma di interpretazione autentica sul lavoro stagionale, perché una sentenza della Corte aveva messo a rischio tutto il settore dei pubblici esercizi, dell'alberghiero, della ristorazione, del termalismo, perché aveva bloccato quella che è la prassi nel lavoro stagionale. Ecco, noi abbiamo fatto tutti piccoli interventi per rendere flessibile il mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro ha bisogno non di rigidità, ma di flessibilità, perché è in continuo cambiamento, è in continua evoluzione. C'è anche il tema dell'intelligenza artificiale che ci ha piombato addosso come un caterpillar. Ecco, l'intelligenza artificiale a tanti fa paura, però anche qui i lavori andranno riorganizzati, ci saranno figure perse e figure nuove che andranno formate. Quello che diceva lei prima, la cultura nei giovani, noi abbiamo cercato vogliamo lavorare e stiamo lavorando sui giovani, tant'è che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato inserito anche nel percorso scolastico, perché i giovani sono più ricettivi, perché nella giovane età si imparano le cose, se le portano avanti anche per il futuro, e sono quei paletti che servono poi per entrare nel mondo del lavoro, ma entrare nel mondo degli adulti. Tutto il nostro operato si basa su regole e su rispetto delle regole. Non è un percorso facile, perché poi c'è il tema del singolo che non sta alle regole, ma il lavoro più grosso va fatto con i ragazzi, e tant'è che per aiutare anche il mondo del lavoro in quest'ottica, in questo lavoro di grande ascolto anche delle categorie, il ministro Valditara ha rivoluzionato anche i percorsi scolastici, mettendo in sinergia il mondo dell'istruzione col mondo delle imprese, proprio per andare a colmare quella mancanza di manodopera più o meno qualificata che le aziende richiedono, e interfacciarsi direttamente con la scuola
mettendo anche delle figure che aiutino i ragazzi e le famiglie, che sono anche loro attori principali, per disegnare un percorso per i nostri ragazzi, per evitare che ci sia dispersione scolastica, per evitare che usciti dal mondo scolastico siano già in sinergia col mondo del lavoro, per farli entrare più agilmente nel mondo del lavoro e per sostenere le aziende in questa mancanza di personale. Certamente, siamo arrivati alla conclusione. Mi sembra mi permetto di aggiungere, ma l'ha già detto lei, tornando anche alla presentazione, ho avuto modo di consultare il testo, un testo che ho trovato online. Mi sembra anche che una linea che avete seguito con molta attenzione è quella di saltare i passaggi a vuoto. Lei l'ha già spiegato bene, ma io per quello che ho letto, che ho capito, è stata proprio, come dire, una linea. Se fosse un giornale si direbbe una linea editoriale che avete condotto, se non ho capito male. Sì, sì, no, è vero, è vero. Il tema è che, il nostro intendimento è quello di andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro, partendo dal presupposto che l'occupazione non la crea lo Stato, non lo crea il governo, qualunque esso sia, ma l'occupazione la creano le aziende. E quindi tutte le nostre misure sono misure equilibrate, o comunque si cerca di renderle il più equilibrate possibile, pro lavoratore, pro azienda, perché se la misura è equilibrata vanno avanti lavoratori e aziende, se la misura è zoppa il meccanismo si inceppa. È quello che Certo. molto spesso è stato fatto. Questo non vuol dire che non diamo il 100% di attenzione al lavoratore, ma se noi non mettiamo le aziende in condizione di lavorare, di assumere e di tenere in piedi il nostro tessuto economico e produttivo, tutto si ferma. Visto che noi non siamo per l'assistenzialismo, ma crediamo che un paese virtuoso debba, e lo dice anche la Costituzione, debba puntare sul lavoro, ecco, questa è la strada che noi abbiamo intrapreso. Poi c'è il tema dei salari bassi, non ci nascondiamo dietro un dito, ma è un tema che arriva da lontano. Gli stipendi in Italia non crescono da almeno 20 anni, però siamo partiti da una crescita dell'occupazione, stiamo lavorando anche sul tema dei salari, dal welfare aziendale, dai fringe benefit che sono stati inseriti già nelle scorse leggi di bilancio, il taglio del cuneo fiscale e tante altre misure. Purtroppo devo concludere perché abbiamo esaurito lo spazio. Io ringrazio ancora il vicepresidente della Commissione Lavoro a Montecitorio, Tiziana Nisini, e a risentirci a presto perché questo è un tema che ha sempre interesse. Grazie di tutto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
Questi erano i Rolling Stones quando negli anni 70 vollero dare la loro personale risposta all'imperante disco music, volevano dimostrare che erano i più bravi anche a fare la disco music. Come dargli torto? Adesso invece andiamo, è un percorso impegnativo che parte addirittura dall'antica Roma, da quello che la storiografia positivista anglosassone chiama l'impero bizantino, ma c'è un passaggio che merita di essere ripreso assolutamente. Eh, io non lo sapevo, sono ignorante. Per esempio, nel 470, insomma, nel XV secolo, pensate, il Granduca di Mosca Ivan III Vasilievich, detto il Grande, che poi divenne zar di tutte le Russie, sposò la principessa Zoe Paleologina, spero che la pronuncia sia giusta, che era nipote dell'ultimo imperatore di Costantinopoli. Poi mi sono spiegato, ecco perché si parla perché in Russia c'è la chiesa greco-ortodossa, eccetera, eccetera. Cioè c'è un percorso che parte da molto lontano, che va analizzato attraverso i fatti della storia per capire quello che sta succedendo oggi e anche quello che è successo in anni più recenti, perché il nostro ospite Severio Allocca proprio unisce i puntini, è una definizione un po' che lascia il tempo che trova. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra fredda, il ruolo degli Stati Uniti, il mancato ruolo della Russia. Intanto fatemi salutare il professor Silverio Allocca che abbiamo al telefono. Bentornato Buongiorno a professore, tutti, ciao. proprio Luigi. Allora, se andate sul nuovo giornale nazionale potete trovare questa esposizione davvero molto interessante. Confesso che mi sono scoperto ancora più ignorante di quanto non sapessi, ma va bene così, perché se comunque Ma poi guarda che questa è impari. una condizione normale che a me capita tutti i giorni. Devo dire, intanto ti ringrazio perché la ricostruzione tua è davvero ha oltre a portare conoscenza, ha il merito anche poi di far riflettere. Sai, Silverio, volevo partire, ti do la parola, naturalmente poi riprendi tutto quello che tu hai scritto. Volevo partire 89 e 90. Cade il muro di Berlino, crolla l'impero sovietico. E io non credo fossi il solo ad aspettarmi che la Russia, finalmente non più sovietica, tornasse a casa. Perché anche culturalmente, io e te siamo più o meno vicini come anagrafe, e tutto sommato, se ci pensi, anche non nella narrativa dei colti, dei dotti, quella pop, quella che arrivava anche attraverso gli sceneggiati televisivi, Balzac o Maupassant andavano insieme a Dostoevsky e Tolstoi. Quindi Sì. erano due culture cugine per come la percepivo. Per me, io ho sempre concepito il comunismo come chiaramente qualcosa che non andava, che non funzionava, che ha impedito alla Russia di essere completamente nell'Europa. E mi aspettavo che la Russia tornasse a casa. E leggendo il tuo articolo si capisce meglio ancora perché ciò non è accaduto. Volevo partire da lì, ma poi ti do la parola perché merita veramente un'analisi complessiva quello che tu hai scritto. Prego. Allora, intanto per cominciare partiamo dal prendere in considerazione nello stemma araldico russo c'è la testa di tre aquile, che ha un riferimento storico ben preciso perché unisce sostanzialmente quello che era il legame culturale che c'era con il mondo latino. Quindi diciamo c'è un po' quello che è la prima Roma, quella basata proprio a Roma, poi la seconda Roma, quella basata a Costantinopoli, e poi la terza Roma, quella basata a Mosca.
E diciamo che sì, quello che hai detto tu è perfettamente in linea, coerente. E diciamo che tutta la storia, se vogliamo, europea, dalla fine dell'impero romano d'Occidente, quindi 476 d.C., vede lo sviluppo di due filoni. Uno che passa nell'Europa occidentale per la costituzione di quello che è stato, quello che fu il primo Reich tedesco, nato nella notte di Natale dell'Ottocento, che era il Sacro Romano Impero. Nella idealità dell'epoca si cercava di andare a mantenere vive quelle che erano le tradizioni, le valenze culturali, legislative, amministrative, eccetera, eccetera, della latinità, depurandole di tutti quegli elementi che avevano fatto sì, avevano portato al decadimento dell'impero romano, e quindi diciamo per iniettando nuovo sangue, nuova linfa vitale, si proponevano con l'edificazione di questo primo Reich di fare che cosa? Di mantenere in vita ciò che c'era nella latinità e portarlo avanti. Ovviamente per quello che riguarda l'Europa occidentale, questo è passato per tutta una serie di drammi, di tragedie, di conflitti che hanno fatto perdere di vista quello che era l'obiettivo iniziale di Carlo Magno, però tutto sommato ce n'è una traccia, magari anche inquinata da deviazioni ideologiche, come è stato per il Terzo Reich, che non a caso si chiamava Terzo Reich. E poi abbiamo, per quello che riguarda l'est europeo, la parte diciamo orientale, quella che parte dall'impero di Costantinopoli, che quando i Goti praticamente andarono a sconfiggere, a togliere di mezzo il potentato romano in Occidente, l'imperatore, il re dei Goti all'epoca non fece altro che simbolicamente raccogliere tutte quelle che erano le insegne, quelle che erano le testimonianze, i simulacri del potere imperiale romano e inviò tutto all'imperatore a Bisanzio. E qui diciamo che tutto procede con una rinnovata energia, con uno spirito che era tutt'altro che decadente, a cercare di ripristinare un po' in qualche modo quello che era di valido, quello che di buono c'era stato nell'impero. Ovviamente con tutte le difficoltà del caso e c'è anche un innesto con quella che era la religione cristiana. Diciamo, quello che ha fatto perdere di vista, quello di cui parlo nell'articolo, un lungo articolo purtroppo, che meriterebbe magari essere trattato più ampiamente in un libro, ma poi se ne parla, vedremo. E diciamo parte da che cosa? Da un fastidio che è stato recepito e tradotto in pratica dagli illuministi inglesi, che mal tolleravano l'idea di un impero romano guidato da un imperatore cristiano. Perché? Perché evidentemente questo fatto, questa circostanza, diciamo, impediva tutto sommato a quello che era il mondo anglosassone di costituirsi come un punto, un polo di riferimento. E la storia europea è caratterizzata molto da questo, cioè da una storia continentale che in qualche modo a est o a ovest cerca di riprendere un po' il vecchio discorso, il vecchio impianto romano e riportarlo a nuova vita, e il mondo anglosassone che gli si oppone, che ha continuato sistematicamente ad opporsi con guerre, con vari tipi di azioni, di varie sinergie, ha cercato di imporre tutto sommato di sostituirsi in qualche modo alla leadership di quello che era il mondo, il continente. E questo ha fatto sì che poi a noi arrivasse, appunto per tramite di questo inquinamento dovuto agli illuministi inglesi,
che di solito quando si parla di illuminismo si parla sempre di qualcosa di incantevole, di meraviglioso, eccetera, eccetera, ma purtroppo non è così. E se ne sono accorti i francesi circa 10 anni fa, per cui diciamo c'è una rilettura abbastanza decisa da diversi storici anche della Sorbona, che ha dato luogo perfino a una rivisitazione di quello che è l'illuminismo, la retorica, potremmo dire, che riguarda l'illuminismo, al punto che ci sono state anche delle interrogazioni al Parlamento francese su questo tema. E quindi noi poi abbiamo proprio che nel linguaggio comune, per esempio, il bizantinismo è un termine che si riferisce a qualcosa sempre di decadente. Si è negato appunto questo, si è voluto mettere fa passare in secondo piano questo legame tra la cristianità e il mondo imperiale latino, e diciamo ha avuto un po' buon gioco questo, il fatto che Costantinopoli fosse in una posizione, se vogliamo, decentrata. Teniamo presente che poi c'è una battuta d'arresto molto, molto violenta nel momento in cui l'impero romano d'Oriente si trova a confliggere con i turchi, che però è molto interessante notare hanno cambiato solo negli anni 30 il nome della città da Costantinopoli a Istanbul per questioni politiche. Quindi tutto sommato mantenevano anche loro, davano anche loro un ruolo, un'importanza tutto sommato a quello che era il mondo culturale di quest'area geografica. E diciamo, per salvare il salvabile, che cosa accade? Accade appunto che, come hai ricordato tu, l'ultima discendente, quella avente diritto al trono dell'impero romano d'Oriente basato a Costantinopoli, è andata in sposa a quello che poi fu lo zar Ivan III. E questo messaggio, questo progetto per quello che riguarda l'est europeo è portato avanti da Mosca, come in Europa occidentale è portato avanti dalla Germania, con tutte, ripeto, distinguo tutte le difficoltà, tutte le problematiche del caso, però diciamo esistono questi due filoni che sono tutto sommato apparentati da un punto di vista ideologico, che li ha portati anche a confliggere evidentemente per tutte quelle questioni che poi strategiche, geopolitiche, eccetera, eccetera, che si sono frapposte. Però noi abbiamo esattamente questo, cioè un mondo occidentale che eredita quello che vuole mantenere l'eredità latina, un mondo orientale che fa la stessa cosa e che punta tutto sommato a fare cosa, a realizzare cosa, a ricostruire la centralità di questo, la forza, la centralità di questo antico impero romano a beneficio, tra virgolette, un po' di tutti. E questo si scontra con quelle che sono le esigenze del mondo invece anglosassone, che poi diventano le esigenze del mondo angloamericano nel momento in cui all'inizio del XX secolo diventa, diciamo, un elemento abbastanza dominante della politica americana, che finite le guerre contro gli indiani, risolto in qualche modo il contenzioso col Messico, si aprono al mondo esterno, quindi da una politica isolazionista passano a una politica che guarda anche all'esterno. E ovviamente a chi guardano? Guardano all'Europa. Professore, ti interrompo. Dimmi. Allora, c'è questo quadro, ci provo. Abbiamo l'Europa, abbiamo, compresa la Russia, abbiamo un'eredità spirituale. Tu ti chiedi chi è in grado di raccogliere questa eredità, che è indispensabile per formare un'etica, per formare un'identità, Certo. per avere dei popoli che abbiano anche una coscienza e consapevolezza. E poi mi sembra di aver capito anche dalla tua ricostruzione c'è invece un mondo anglosassone che ha dei termini completamente diversi, e quindi si è creato anche una contrapposizione nel XX secolo.
gli Stati Uniti sono diventati di fatto i padroni del mondo, anche se adesso sta cambiando. Ecco, adesso le cose stanno cambiando molto. Volevo sentire da te e capire da te in che direzione, perché comunque tu alla fine lasci l'interrogativo aperto. Bisognerà aspettare prima di capire se c'è qualcuno in grado di raccogliere l'eredità spirituale dell'Europa, e poi io vi consiglio, andate online a cercare l'articolo che vi ho detto, Giornale Nuovo, perché tu hai riportato, pensa, sono ignorante, ma lo conoscevo anch'io, Henry Frederick Amiel, frase del 1871: le masse saranno sempre al di sotto della media, è una profezia della media, la maggiore età si abbasserà, la barriera del sesso cadrà e la democrazia arriverà all'assurdo, rimettendo la decisione intorno alle cose più grandi ai più incapaci. Sarà la punizione del suo principio astratto dell'uguaglianza che dispensa l'ignorante di istruirsi, l'imbecille di giudicarsi, il bambino di essere uomo, il delinquente di correggersi. Mi fermo lì perché sono davvero frasi che sembrano fotografare quello che ci sta accadendo. Ma ti dirò di più. Prego. Nel 1895 un certo Gustave Le Bon scrisse un testo, Psicologia delle folle, che analizza dettagliatamente, che descrive dettagliatamente quello che noi abbiamo sotto gli occhi. Cioè è un testo che era conosciuto e venne utilizzato a man basso da Hitler, è stato conosciuto e utilizzato da Stalin, diciamo dai dittatori del centro-est europeo, e che spiega esattamente quella che è la psicologia delle masse, come si gestiscono le masse, come si rende accettabile ciò che non era precedentemente accettabile. Cioè è un manuale per il lavaggio del cervello, scritto nel 1895, applicato sistematicamente in tutta quella che poi è diventata la propaganda nazista, la propaganda sovietica, che è ancora oggi imperversa nella propaganda occidentale, nel modo in cui vengono affrontate molte tematiche anche recentissime, come per esempio la guerra in Ucraina o altro, come vengono presentate per esempio viene presentata il nuovo credo, la nuova religione, quindi il Green Deal, o vengono introdotti l'ideologia woke, oppure quella che si lega ai movimenti LGBTQ+, eccetera, eccetera. Cioè un qualche cosa che è pianificato a tavolino, gestito a tavolino, che passa attraverso determinate fasi ben precise per dare l'impressione alle persone di scegliere, quando non scelgono assolutamente nulla. E questo era scritto nel 1895. E ricevette questo testo, questo pamphlet, il viatico, il nuovo a procedere sia di Carl Gustav Jung, sia di come si chiama l'altro famoso austriaco Freud, perché effettivamente descriveva un qualche cosa che aveva una perfetta attinenza con quello che osservavano. E questo è qualcosa di particolarmente interessante, perché mette in evidenza che quello che noi stiamo vivendo oggi, la pseudo consapevolezza che abbiamo di determinate cose, in realtà è frutto di una strategia, non è una questione di complottismo, è qualcosa che procede in termini tecnici, scientifici, per step successivi, con tutti gli aggiornamenti del caso. E quindi anche quando noi per esempio andiamo a leggere la storia e vediamo, si parla della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbiamo la guerra fredda, eccetera, eccetera, e adesso ci troviamo queste nuove mode sull'inclusività e tutte le polemiche che questo crea sull'accoglienza delle masse di migranti, eccetera, eccetera. Noi ritroviamo semplicemente un qualche cosa che rientra all'interno di un determinato schema, che risponde a quale esigenza. Il mondo angloamericano ha bisogno di dare, finite le vecchie ideologie, finita la vecchia contrapposizione
finita con la guerra fredda, la vecchia contrapposizione che permetteva di dire state con me perché siamo i migliori, stesso discorso lo facevano a Mosca. C'è bisogno di un qualche cosa di nuovo da presentare, da dare come oggetto, come elemento aggregante, non avendo una base culturale come quella che derivava dall'esperienza latina, dall'esperienza della classicità, inventano qualcosa di nuovo e viene proposto come il nuovo credo, la nuova religione, con tutti i suoi riti, con i vari pride di tutti i tipi e di tutti i generi, che arrivano a noi semplicemente come un qualche cosa che dovrebbe essere innovativo e in realtà è semplicemente la riedizione di un vecchio schema che ha imperversato per tutto il XX secolo, che si è tradotto in 2 grossi conflitti mondiali cruenti e uno non cruento come la guerra fredda, almeno per quello che riguarda l'Europa, che aveva un unico obiettivo: dividere per imperare. Cioè quel motto vecchio latino che diceva divide et impera è rimasta la pietra miliare di tutta quella che era la politica anglo-americana legittima, perché tutto sommato perseguivano i loro interessi, nei confronti di quella che era l'Europa. Mantenere separato l'Occidente europeo dall'Est europeo. E questo è stato un grosso sbaglio per noi europei, piegarci a questa volontà, visto le condizioni in cui attualmente versiamo. Questo certe volte ho sospetto che sia stato un errore anche indotto, come dire, oliato. Sì, certo. Certo, perché se tu tieni presente che l'Unione Europea nasce negli Stati Uniti, l'idea nasce in Germania, in Italia, per i vari Adenauer, i vari De Gasperi, eccetera, ma poi se ne sono impossessati negli Stati Uniti. Non era finita ancora la seconda guerra mondiale, che già si parlava negli Stati Uniti, ci sono documenti ufficiali che parlano di arrivare ad avere una moneta unica. L'euro è una moneta unica che è stata voluta dagli Stati Uniti per un motivo ben preciso: avere la possibilità di gestire molto meglio, avere a che fare dal punto di vista commerciale molto meglio con una sola unica valuta, piuttosto che avere a che fare con più valute che potevano giocare secondo quelle che erano le regole del monetarismo keynesiano e quindi trovare degli ostacoli a quella che era la penetrazione, per esempio, dei loro prodotti, cose di questo genere. Noi di questo non ci rendiamo conto perché la storia, purtroppo, è quella cosiddetta maestra di vita che viene rispolverata un po' come le profezie di Nostradamus, a cose fatte, con la differenza che quelle sono più o meno le terpine di quartine, cosa sono di Nostradamus, sono un giochino per cui a cose fatte si manipolano le parole, dice si voleva dire questo, voleva dire quell'altro. Di queste altre cose invece ci sono i documenti e sono accessibilissimi, perché non sono secretati o altro. Uno li trova semplicemente andando a consultare quella che è la biblioteca, per esempio, del Congresso degli Stati Uniti, che ha una collezione meravigliosa di scritti accessibilissimi che possono essere consultati, possono essere scaricati per condurre degli studi anche interessanti. E quello che emerge è questo. Ora, andare poi a focalizzarsi sul singolo fatto di cronaca, sulla singola polemica che può riguardare, che ne so, lo Zelensky e la Meloni, cioè, è semplicemente una serie che si inserisce in quel contesto di distrazioni di massa che servono a far perdere di vista in modo sintetico e analitico e con l'ausilio del pensiero critico, perdere di vista quelli che sono i veri caposaldi che permettono di interpretare quello che sta succedendo e sulla base di questo poter decidere che cosa risulta essere meglio per noi. Devo concludere. Allora, io vi ricordo ancora nuovogiornalenazionale.com. Ringrazio il professor Silverio Allocca, davvero una ricostruzione molto molto interessante, molto utile direi, e a risentirci alla prossima. Grazie ancora professore. Alla prossima. Grazie a voi, grazie a te, un saluto a tutti e buona giornata.
Riprendiamo la diretta Radio Libertà oltre la pagina e riprendiamo l'appuntamento con le Woccate. Grazie al centro studi Machiavelli, centro studimachiavelli.com online, open, quindi gratis. Ma naturalmente c'è l'opportunità di dare anche un contributo per il lavoro che stanno svolgendo, e c'è questo appunto riepilogo più o meno settimanale, quindicinale, insomma, delle bellurie che ci arrivano dal mondo woke. Vi ho detto, siamo arrivati alla 20ª puntata, ne parliamo con Emanuele Mastrangelo, che se non sbaglio dovremmo avere in collegamento Skype. Bentornato Emanuele. Brutta e antipatica? Pronto? Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Vedete la mia faccia brutta e antipatica, quindi ci sono. Partiamo dall'ultima perla che avete riportato. L'obbligo, questo succede in Inghilterra, prima avevo detto un altro paese. Il Servizio Sanitario Nazionale obbliga a porre questo quesito anche ai maschi dai 12 ai 55 anni nel modulo per chiedere una radiografia, i raggi X. Scusi, lei è incinto? Che mi fa venire in mente un vecchio film con Marcello Mastroianni, un vecchio film francese con Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Partiamo da qua, perché è un modo per riprendere da dove avevamo interrotto ad agosto, Emanuele. Siamo... Sì, come commentare? Vi rendete conto la pazzia nera? Cioè siamo di fronte a pazienti evidentemente maschi, quindi evidentemente impossibilitati a concepire un figlio e portarlo all'interno di un utero che non possiedono, come giustamente dicevano i Monty Python in Brian di Nazareth nel 1979. Però i medici sono obbligati da procedura protocollare a chiedere a qualunque paziente, maschio o femmina X che sia, se è o non è incinto, che è assurdo. Chiaro, le radiografie alle donne incinte si fanno solo in estrema necessità per ovvi motivi, no? Gli uomini hanno, per fortuna nostra, di maschi, molte meno esigenze delle donne. Ebbene, invece, adesso per il famoso servizio sanitario National Health Care britannico, devi chiedere pure ai maschi se sono incinti. Capite bene che appunto la woccata è pazzia nera. Sì, scusa, ho la tossetta. Lascia davvero interdetti questa iniziativa. Riprendiamo comunque allora il percorso che potete trovare anche online sul sito del Centro Machiavelli, perché questa volta, come sempre, ma ci sono davvero la povera Marilyn Monroe è stata censurata dalle femministe, questa statua di 8 metri che la ritrae nel celebre posa iconica, quella hai detto le femministe, sono apparsi questi orinatoi a parete, perché c'è un... come sono malvagio. Comunque anche le femministe contro Marilyn Monroe. Sì, quindi, cioè, voglio dire... Allora, quella è una statua abbastanza famosa, è chiaramente classico esempio di kitsch americano, però è la statua che rappresenta una delle più famose scene di cui è stata protagonista Marilyn Monroe con la sua prorompente sensualità, che è quella del famoso vestito che svolazza sopra la grata dell'aria condizionata, no? Che è una scena celeberrima. Hanno pensato bene di farle la statua su questa cosa appunto molto kitsch, dove milioni di turisti, noi in Italia vengono a farsi le foto al Colosseo, in America vanno a farsi le foto con Marilyn Monroe. Purtroppo non quella vera, perché ahimè non c'è più. Ebbene, le femministe si sono lamentate perché sostengono che è una statua maschilista, patriarcale, che sessualizza le donne. Emanuele, perdona, ti interrompo, perché
essendo più vecchio di te, io ricordo un po' di anni fa, quando venivano presentati questi film, venivano presentati alla Rai da Gianluigi Rondi, che si sosteneva che questa immagine, un po' anche per l'epoca, un po' tra virgolette scabrosa, aveva contribuito all'emancipazione della donna e della sua sensualità. Sto parlando di secoli fa, ma si diceva questo un tempo, che Marilyn Monroe, anche grazie a questa pose iconica, aveva contribuito all'emancipazione della donna. Siamo arrivati al contrario, evidentemente. Sì, noi parliamo comunque di gente che... consideriamo che le femministe sono fra le protagoniste dell'alba del terrorismo, perché piazzarono all'epoca, fra 1912 e 1914, ci fu anche una serie di attentati terroristici con morti e feriti scatenati dai gruppi di suffragette e femministe, e nonché i primi attacchi alle opere d'arte, quindi la cancel culture inizia con delle scattiate gattare dell'epoca, che nella fattispecie se la presero, adesso non ricordo bene, mi pare con un Rembrandt, e lo presero a colpi di coltello, quindi tagliuzzarono un Rembrandt. Allora dissero no, perché sessualizza la donna, tutte ste boiate qua. Poi alla fine l'autrice di questo misfatto confessò: beh, eravamo invidiose del fatto che gli uomini si fermassero davanti a quel quadro a guardare le terga della donna, perché credo fosse una Venere. Adesso non ricordo, l'episodio è abbastanza noto. Mi pare che fu una Venere di Rembrandt che venne fatta tagliata la tela nel British Museum. Quindi ecco, le femministe già un secolo e 10 anni fa, 110 anni fa, perché questo mi pare che è del 14 questo episodio, erano già, cioè la loro scusa essenziale è invidia, e contemporaneamente cercano di ammantare questa invidia con dei motivi sociali di un certo tipo di moralismo, cioè che poi appunto è moralismo d'accatto, roba da società inglese di epoca vittoriana. Certamente. Poi il cambiamento climatico che danneggia i trans, ci mancava anche questa. Sì, allora questa è carina, perché praticamente secondo questo studio il cambiamento climatico sta facendo aumentare il numero di giornate di piogge. Siccome i trans si prostituiscono all'aperto, cioè quelli che non hanno una casa in cui prostituirsi ma devono farli all'aperto, quando piove non possono prostituirsi e di conseguenza hanno un calo dei loro redditi e quindi poverini. Poi non ho capito perché invece le mignotte, quelle normali, quelle no, poverine no, però i trans sì. Quindi il cambiamento climatico è transfobico, sessista e cioè, capite bene di che stiamo a parlare. Cioè, non ho capito perché la povera mignotta, se piove e non può andare a fare il suo mestiere, non gliene frega niente a nessuno. Se è invece un trans, oh mio Dio, poverino, il suo reddito cala. Cioè, vabbè. Anche questa merita di essere, tutte meritano, ma il paese di Nelson, che doveva essere abolito, poi si è scoperti che non si rifaceva all'ammiraglio Nelson, ma una locanda che si rifaceva a Lord Nelson. Quindi un granchio e anche una brutta figura. Siamo nel Galles, allora, nella il contea Galles di sta Caerphilly. prendendo una delle pieghe più wokeiste, ma a livelli di malattia mentale. Ne abbiamo anche parlato altre volte con il museo il Galles è una delle regioni oggettivamente colonizzate dagli inglesi, cioè gli anglosassoni lentamente hanno spazzato via i gallesi, che nella storia inglese hanno praticamente hanno avuto tre ruoli fondamentali: combattere contro gli anglosassoni, per cui tutta l'epica di Re Artù eccetera, inventare l'arco gallese, che era quello che riusciva a perforare il cavallo cavaliere e armatura con una sola freccia, e poi finire nelle miniere sfruttati dai capitalisti inglesi, perfino i bambini di 3 anni sotto a spingere carrelli di carbone. Ora, nei musei del Galles si è arrivati a dire che comunque, siccome il Galles faceva parte dell'Inghilterra, dell'impero britannico, imperialista, capitalista e colonialista, i gallesi erano imperialisti, capitalisti, e quindi sti poveri operai perché? Perché erano bianchi, cioè erano neri di carbone in faccia, ma erano bianchi, di razza, e quindi erano automaticamente dei privilegiati capitalisti, imperialisti e colonialisti che devono chiedere scusa. Ora, fra le varie cose di cui devono chiedere scusa, c'è perfino il nome di sto paesino Nelson, che non so se fa 7.000 abitanti,
e che però poi a un certo punto il cretino di turno che ha detto questa cosa si è accorto che forse non si chiama Nelson per l'ammiraglio, che comunque voglio dire è l'ammiraglio che avrebbe sconfitto la flotta francese di Napoleone, quindi non è esattamente l'ultimo dei cretini, è l'ultimo dei personaggi per importanza storica, no? Secondo loro l'ammiraglio Nelson avrebbe dovuto essere cancellato, quindi cancel culture, per fare posto, non so io a quale personaggio, magari a una scrittrice che ha scritto un romanzetto che si è autopubblicato, però è brava perché è donna, e quindi al posto suo avrebbe dovuto mettere qualche personaggio insignificante che improvvisamente deve diventare importante perché l'importante è cancellare Nelson. E continuiamo a dire, siamo ai livelli da camicia di forza. Come a San Francisco si vuole abbattere una targa dedicata a Guglielmo Marconi, fascista, e addirittura una testa di Leonardo da Vinci, che mi sembra delitto capitale. Allora, questa cosa di San Francisco, tra l'altro ha avuto anche l'endorsement di Kamala Harris, che noi ovviamente speriamo che non riesca mai a diventare presidentessa degli Stati Uniti, se no facciamoci già il segno della croce adesso. Praticamente il Consiglio Comunale di San Francisco, che è una delle città più woke del mondo, tra l'altro aggiungiamo Kamala Harris ha iniziato la sua carriera proprio come amica del sindaco di San Francisco, diciamo amica, insomma, so che un professore milanese per aver detto qualcosa di più sui reali rapporti tra lei e il sindaco di San Francisco si è No, messo non la aveva cattedra. neanche detto. Però non Questo ha nemmeno detto professore che è un amico anche nostro, sì. che ha la cittadinanza americana, e che vota anche in America, aveva ripreso un post dove si diceva come fare carriera diventando amanti del sindaco, eccetera, eccetera. Alcuni studenti di sinistra dell'università qua a Milano hanno inscenato una rappresaglia terrificante al punto che il professore è stato sospeso. Adesso ho un'amnesia, non ricordo, è un professore importante, quindi ancora peggio. Fammi dire una cosa però, Emanuele, perché ce l'hai tanto con Kamala Harris? Io, per esempio, da leghista dico, in Guatemala lei, come sua prima uscita ufficiale da vicepresidente qualche anno fa, andò in Guatemala e disse: non sognatevi di entrare clandestinamente negli Stati Uniti. Poi adesso ha detto: se uno mi entra in casa io gli sparo. Cioè, questi sono verbi leghisti. Bisogna dargli la tessera della Lega, perché la Lega lo dice da anni. Questi sono come il PD di Capalbio, no? Che gli immigrati li vogliono, però non li vogliono nelle loro ville di Capalbio. Esatto. Quindi è chiaro che la Harris sta cercando disperatamente di rastrellare voti fra i tantissimi americani che considerano la proprietà privata e il diritto all'autodifesa come sacrosante, e hanno perfettamente ragione dal mio punto di vista, e quindi sta cercando di tamponare le perdite, perché nonostante quello che dicono tutti i giornali, i sondaggi, quelli più, diciamo, più scientifici, danno la Harris sotto Trump in quasi tutti gli swinging states, quindi difficilmente la Harris potrà farcela senza brogli elettorali. Naturalmente lei è andata in Guatemala a dire non venite negli Stati Uniti, ma praticamente stanno installando delle urne elettorali al confine sud per far votare gli immigrati. Appena entrano gli mettono la tessera elettorale in mano. Quindi ecco, cioè, la Harris, io a parte vabbè, non la può vedere manco il suo partito, ma la Harris non la detesto per quello che lei è, perché francamente non mi interessa, tra l'altro è una persona abbastanza incolore, insignificante. La detesto per quello che rappresenta, perché la Harris rappresenta la testa d'ariete di un establishment che appena arrivato al potere con Biden ha scatenato la guerra in Ucraina provocando scontro con Putin e per fortuna non è riuscita nell'intento che aveva Obama di distruggere anche la Siria dopo aver distrutto la Libia, e poi dall'altro i cocci ce li siamo presi noi con tutti gli immigrati, le perdite miliardarie delle Eni, eccetera. E quindi io ho il terrore nero che salendo al potere questo individuo continui semplicemente le politiche dissennate di Obama, che poi avrebbe voluto portare avanti la Clinton e grazie a Dio ha vinto Trump all'epoca, e che poi ha ripreso i fili Biden. Fra l'altro politiche che prevedono la censura sui social media,
perché lei l'ha dichiarato apertamente, lei e i suoi referenti, Valls, che è il suo vicepresidente e probabilmente sarà anche il suo puparo, la Clinton, che è il suo puparo effettivo, hanno detto che non deve esistere la libertà di parola per la disinformazione. Dopodiché tu gli chiedi cos'è la disinformazione, è tutto ciò che ci dispiace a noi. Ragione per cui questi sono giudice, giuria e boia e stabiliscono che quando parli con loro devi stare zitto. Quindi questo noi dobbiamo temere da questa donna e da chi, soprattutto da chi le sta dietro, e cioè un'ondata di censura, un'ondata di nuove guerre in tutto il mondo, la distruzione degli Stati Uniti, quello che resta degli Stati Uniti come Stato nazionale attraverso l'apertura indiscriminata all'immigrazione. E quindi voglio dire che poi esattamente il programma che ha adesso il PD con tutti i cespuglietti che ha attorno, che ha il regime di Starmer in Inghilterra, quindi censura della gente che difende i propri diritti e totale apertura a un'invasione degli immigrati, il cui scopo oggettivo è dichiarato, vi ripeto, andatevi a vedere le dichiarazioni di Lord Mandelson, ex ministro del governo Blair, quindi non stiamo parlando di un giornaletto complottista, ma di un ex ministro. Lo scopo dell'immigrazione è distruggere le società tradizionali e permettere ai partiti progressisti di spaccare qualunque fronte conservatore, nazionale e populista. Assolutamente. Io aggiungo questo sulla Kamala Harris, per carità non parliamone troppo, però la fotografia che ho io in testa è questo. Allora, lo dico così a livello di pelle, non l'ho mai potuto vedere, è sempre che ride, cosa c'hai da ridere? È come Ellis Lane, che cavolo c'hai da ridere sempre? E sorprendentemente, un paio d'anni fa, vedo sulla stampa un articolo che la distrugge e approfondisco, negli Stati Uniti i giornali di sinistra, i giornali Dem, la distruggono, dicono che è un incapace, ha cambiato non so quante volte il suo staff, addossando le responsabilità dei propri errori ai suoi collaboratori, dicono che è anche un ignorante, eccetera. Insomma, l'hanno distrutta. Improvvisamente, quando il povero Biden, per motivi di età, deve o anche semplicemente è stato costretto, forse il figlio, i guai del figlio hanno indirizzato, improvvisamente leggo sulla Stampa, quelli che loro avevano distrutto, Kamala Harris, sorprendentemente, è diventata un genio, è diventata un non plus ultra. E questo secondo me, ma nel giro proprio di poche ore, mi viene da dire. Andiamo avanti. Scusa, volevo aggiungere, perché mi sta un po' anche questa cosa qua, mi sta un po', insomma, è giusto ricordarla. C'è anche la catena alimentare canadese KFC, che ha abolito la carne di maiale per non adontare i clienti di fede musulmana. Anche questo merita un commento, direi. Noi ne abbiamo avuto qualche piccolo assaggio, nel vero senso della parola, in alcune mense scolastiche nel nord Italia, dove in molti casi il numero di bambini figli di immigrati musulmani è talmente alto che le mense avrebbero dovuto praticamente preparare due pietanze diverse. Poi naturalmente, come si dice, non è che questi vengono da noi e si adattano alle nostre abitudini, o anche se non si adattano comunque le tollerano. No, loro molto semplicemente all'inizio fanno buon viso a cattivo gioco, dopodiché ti chiedono di cambiarle. Il problema qual è? Il problema è che spesso e volentieri, come nel caso di KFC, c'è gente che è più realista del re, quindi non è che questi gli hanno mai chiesto levate la carne di maiale dai menù. No, loro l'hanno levata perché per essere più realisti del re, per malleveria nei confronti di questi clienti. Il problema è abbastanza grave. Tra l'altro, notate una cosa, noi sappiamo per esempio che tutta la ideologia LGBT QWERTY è profondamente offensiva nei confronti degli islamici, specialmente quelli più osservanti, che praticamente è l'unica cosa che ci mette sullo stesso fronte con queste persone al momento. Ebbene, nessuna delle grandi catene pensa di rinunciare durante il mese del Pride alle proprie campagne a favore dell'ideologia LGBT QWERTY, eccola qua.
però rinunciano al pollo, rinunciano al maiale per sostituirlo col pollo. E questo perché? Perché da noi tutto ciò che è funzionale alla destabilizzazione, alla distruzione della nostra società tradizionale viene portato avanti. E badate bene, nessuna istituzione islamica fra quelle degli immigrati chiede che queste cose vengano tolte. Mentre invece tutto ciò che può essere tolto perché è il pilastro della nostra cultura, pensiamo, voglio dire, voi al nord la cultura del maiale è uno dei pilastri della cucina del nord, dai salumi ai ripieni, ai prosciutti, aiutatemi a dire, ma anche al sud, tra Ti l'altro, aiuto. ammazzare il maiale è uno dei pilastri della cultura contadina. Assolutamente. Quindi la lotta contro questa cosa è una lotta contro uno dei pilastri della nostra civiltà tradizionale. Lasciamelo dire, chi rifiuta il panino col salame non merita neanche il panino col pollo, perché esatto. Insomma, come diciamo a Roma, a chi non gli piace pane e salame, Dio gli levi pure il pane secco. Esatto. Ma poi non voglio essere ecumenico, non voglio essere inclusivo. La mortadella, il prosciutto crudo, il capocollo che noi chiamiamo sacollo, la pancetta, e chi ne ha più ne metta, le salsicce, le bracciuole, le costine. Il maiale non vogliamo... si butta niente, è sanguinaccio. Esatto. Tra l'altro posso testimoniarti, visto che vengo proprio da quelle zone, confermo, perché l'ho vissuto in prima persona, la ritualità contadina, l'ho vissuta da bambino e poi più da adulto, quindi in due momenti diversi. Mi permetto di dire, forse esagero, che la ritualità nel momento in cui si uccide il maiale, che si svolge in quell'ambiente contadino rurale, è quasi liturgica e riflette una spontaneità enorme. Tant'è che il pursitar, si dice in friulano, il norcino, è considerato un artigiano di altissimo livello, perché se sbaglia il taglio va tutto ramengo. E quindi è una cultura che meriterebbe, che merita un rispetto che evidentemente costoro non sono in grado di portare. E la censura preventiva, la scura inquisitoria sulla pagina, addirittura censurato una pagina bianca. Sì, allora qui permettimi di fare un po' di pubblicità a un vostro, diciamo, alla concorrenza, perché Non Limits Radio, il caro amico Claudio Talanti ha lanciato questo programma, questo progetto che si chiama I Speak, Io Parlo, che è una piattaforma contro la censura. E chiaramente appena lanciato c'è il sito, andatelo a visitare, iscrivetevi, fatelo girare, perché è una battaglia collettiva, una battaglia di tutti quelli che hanno ancora qualche neurone che funziona nella testa. Ha creato le pagine social relative su tutti i vari social, TikTok, Instagram, Facebook. Ebbene, la pagina, come giustamente hai detto tu, appena fatta, cioè bianca, non c'era niente, arrivata secca alla mannaia di Facebook. No? Tu non puoi parlare di libertà di parola. E gliel'hanno seccata. Su TikTok lui ha fatto ricorso e su TikTok l'ha spuntata. Su Facebook manco ti rispondono, per cui lì c'è proprio tutto un addestramento all'arbitrio. Ecco, questo è cioè, la cifra dei social media, per cui tu puoi fare una pagina, per esempio, blasfema. Io oggi ho visto un video, insomma, dove si faceva dell'irrisione di Gesù, eccetera. Voglio dire, io non sono credente, ma la cosa mi infastidisce. Pensate un po', non sono nemmeno uno che quando parla non gli scappano fra i denti, moccoli, eppure mi ha infastidito. Però su Facebook, se parli di libertà di parola, ti arriva la saccagnata dietro il capocollo. Ecco, questo dovrebbe molto preoccuparci, perché la libertà di parola è uno dei pilastri della nostra civiltà occidentale fin dall'antichità. Ricordiamoci Socrate, cioè la possibilità di poter esprimere il proprio pensiero. Come poi giustamente diceva qualche dittatore, diceva: io la libertà di parola te la concedo, quello che non ti garantisco è quello che ti succede dopo, cioè tu puoi parlare, poi quello che ti succede vedi, sono affari tuoi. Però qui arriviamo alla censura preventiva, cioè nemmeno mi fai aprire bocca. Scusi, io sono per la libertà di parola, beh allora stai zitto.
È gravissimo il fatto. E comunque andate sulla pagina iSpeak, la trovate, iSpeak. Aiutatemi, aspetta che vedo qua, iSpeak, punto online, ispeak.online, vedete il programma e aderite se ritenete. Io spero che riteniate, perché altrimenti difficilmente stareste qua a farvi due palle di questa portata con quello che vi dico io, se non siete d'accordo con noi, insomma. Assolutamente, assolutamente. Purtroppo abbiamo esaurito il tempo e lo spazio. Allora, il tempo vola quando si parla di questi imbecilli del wok, guarda. Sì. Riescono sempre a sorprenderci. Centromachiavelli.com, Emanuele Mastrangelo, grazie e risentirci a presto. Grazie a voi, ciao. Grazie a Francesco, saldamente seduto tosto sulla tolda di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi. Buon proseguimento.